Il Natale in divenire, quello del 2024 a Realmonte. Stamattina abbiamo avuto il nostro consueto incontro con l'Istituto Comprensivo Garibaldi, quindi nella persona della preside, con la parrocchia San Domenico nella persona di Don Fabio e con le associazioni presenti sul territorio di Realmonte, il CIF, le Uncinettine, Aquarinto, c'erano anche il comandante dei carabinieri della stazione di Realmonte e i dipendenti del comune. Cosa dire? Un Natale appunto in divenire dove ci saranno come sempre tutte le attività che vengono proposte dalle varie associazioni, dall'istituto comprensivo, dalla parrocchia, fatte in sinergia, quindi mercatini di Natale, il tuffo di Babbo Natale il 25 di dicembre, il presepe a cura dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, i musici insomma che fanno musica tradizionale natalizia con delle novità quest'anno, poi vedrete, gli addobbi in piazza a cura delle Uncinettine, quindi sempre identità e tradizione che scandisce le note natalizie a Realmonte. Quindi questo clima meraviglioso che ci invita sempre alla condivisione, ci invita alla solidarietà e ci invita sempre di più a avere questa speranza su un futuro che sia di pace, lo abbiamo detto sempre, che sia di condivisione, che sia di squadra, di collaborazione. E quello di Realmonte vuole sempre essere un piccolo ma grande esempio di istituzioni che camminano a fianco e che sono sempre insieme per educare ai principi di legalità, di bellezza i nostri ragazzi che, lo abbiamo detto sempre, sono il nostro presente ma saranno la classe dirigente del futuro e quindi il nostro obbligo è quello di farli crescere in un clima di consapevolezza e con la speranza che il futuro possa veramente portare alla pace e alla condivisione a cui ho fatto riferimento. Che dire, noi ci siamo, Realmonte c'è, lo diciamo sempre. La novità di quest'anno è che è stata calata Beggia Sicilia, la sagra, nelle attività natalizie, questo sempre per dimostrare che Realmonte non è solo squadra, associazioni, già quello farebbe la differenza, è anche identità, memoria e tradizione. Ecco, e prodotti della terra, e attività enogastronomiche, e insomma tradizione importante e bellezza a tutto tondo. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo partecipa alle manifestazioni di Natale di Realmonte, che si aggancia alla tematica dell'Istituto Comprensivo, scelta come tematica che unisce tutti gli ordini di scuole, che è il divenire, e così le classi parteciperanno con interessanti attività come per esempio quella del presepe vivente e intrattenimenti musicali da parte del nostro indirizzo musicale con i nostri bravissimi maestri, i nostri promettenti alunni e con tante altre attività che magari saranno una sorpresa. Allora, noi come Uncinettine Realmontine rimonteremo il nostro albero di Natale alto 7 metri, tutto realizzato all'uncinetto, e quest'anno ci sarà la novità che metteremo dei festoni di abbellimento con alberelli, angioletti, tutto realizzato con le nostre mani e grazie a 30 ragazze che si adoperano per lavorare sempre manuale all'uncinetto e lana. Noi come CIF quest'anno abbiamo l'idea di proiettare, approfittando che ci sarà un bel pannello, di proiettare dei film inerenti il periodo, la lettura qualora ci siano dei bambini sempre di libri e poi il solito mercatino a fine e a scopo benefico. Tutto quello che si vende, si raccoglie, verrà devoluto in beneficenza.